Ma vedete che qui, se noi ci basassimo soltanto sulla luce, non sapremmo nulla dell'Africa, e di molte altre regioni non sapremo assolutamente nulla. Avremo un'immagine, come si dice in fisica, è biased, ha un pregiudizio. Ok? Questo pregiudizio ci ha fuorviati per tanti anni. E quindi dobbiamo cercare di liberarci di questo pregiudizio e capire che c'è della massa, della materia, anche dove non c'è luce. Bene? Questa attitudine ci ha guidato negli ultimi 30 anni circa e ci ha fatto capire che la situazione era enormemente diversa da quella che precedentemente noi pensavamo. Allora, primo principio, l'abbondanza e la distribuzione della luce nel cielo non rappresentano in modo fedele abbondanza e distribuzione dell'energia nel cosmo. Le cose stanno diverse. Questo si cominciò, allora qui sono due figure, giusto per darvi un'idea, questa è una galassia spirale. Una galassia spirale è una galassia come la nostra, noi viviamo in una galassia spirale, noi viviamo, quello che sia Andromeda, non lo so sinceramente, noi viviamo sul piano galattico, a una distanza più o meno come questa, diciamo, ok? Non vediamo ovviamente questa situazione perché siamo dentro. Però vediamo delle altre galassie come la nostra, Andromeda per esempio, che ci danno un'idea di come è fatta la nostra galassia. Questa galassia ruota, le galassie spirali hanno la caratteristica di ruotare, ok? In qualche verso. E allora, questa rotazione possiamo vederla, se vediamo il taglio come in questo caso, non abbiamo una grande idea della rotazione, vediamo se la prossima, eccola qua. Questa qua invece vediamo di faccia, ok? E qui si vede chiaramente la rotazione. Perché quelli che vengono chiamati bracci di spirale sono indicativi del fatto che c'è una rotazione in corso. Perché vi mostro queste galassie? Per un motivo preciso, perché è stato proprio studiando la galassia spirale che si è capito circa 30 anni fa, all'inizio degli anni 80, che esiste quella che si chiama materia oscura. Allora, cercherò di darvi un'idea di come si è capita questa cosa. Allora, quando si studia questa galassia spirale si usa praticamente quella che si chiama legge di Keplero, per delle cose che forse a scuola qualcuno di voi ha studiato. Quella legge Keplero mi dà una informazione semplicissima, dice la velocità di rotazione al quadrato è legata alla massa della galassia e alla distanza dal centro a cui sto valutando questa velocità di rotazione. Benissimo. Allora, la relazione è questa, d quadro uguale gm su r, voi non siete abituati alla matematica, cercherò di dirvi essenzialmente che la velocità al quadrato è proporzionale alla massa e più grande il raggio, più piccola è questa velocità al quadrato. Benissimo, allora cosa si fa? Si studia la velocità, non è difficile studiare la velocità, perché la galassia gira, ok? Guardo per esempio le stelle in questa galassia, guardo gli spettri di queste stelle e sempre per effetto Doppler mi accorgo che stanno girando, quindi basta studiare gli spettri, non è affatto difficile. Allora, sulla base di questa legge uno cosa si aspetterebbe? Si aspetterebbe che la velocità cresca finché ho raggiunto tutta la massa della galassia, quindi vado fino all'esterno, e a un certo punto, se la massa finisce, perché non ho più stelle fuori, questa velocità crollerà. Ok? Allora mi aspetto per una cosa così e così. Questa si chiamerebbe caduta kepleriana. Invece cosa è scoperto all'inizio degli anni 80 in poi? Che questa curva di rotazione rimane pressoché costante su distanze 10 volte, fino a 10 volte più grandi la parte visibile della galassia stessa. Ok? A questo punto le possibilità sono due. O legge Keplero sbagliata, si deve pensare che sbagliata non sia, per vari motivi, oppure c'è una massa che causa questa rotazione che non vedo. E questa è la spiegazione che si tende a dare. Questa massa che causa questa rotazione si tende a pensare che sia 10 volte più grande della massa visibile. E si tende a pensare di essere distribuita in un cosiddetto alone oscuro, si chiama dark matter halo, alone oscuro, che circonda la galassia ed è molto più grande di questa galassia stessa. Ogni galassia è circondata da un alone oscuro. Questo lo sappiamo sia per le galassie spirali che per le galassie ellittiche, che sono tutti tipi di galassie possibili. Non soltanto le galassie sono circondate da alone, ma anche gli ammassi di galassie, anche i gruppi di galassie, quindi anche i sistemi di galassie sono circondati da un alone. E più grande il sistema che guardiamo, più grande il rapporto tra materia oscura e materia visibile. Allora, cosa vuol dire materia oscura a questo punto? Oscura vuol dire che non la vedo dal punto di vista luminoso, nell'immagine prima non la vedo, non emette luce. Però sappiamo che c'è
perché ha effetti gravitazionali. Quindi la gravitazione, l'attrazione gravitazionale è causata principalmente da questa componente. I primi indizi abbiamo avuto all'inizio degli anni 80 con tecniche radioastronomiche, poi sono stati confermati da un numero enorme di osservazioni. Non c'è una sola osservazione che contraddica questo fatto. Allora, abbiamo capito che c'è questa materia oscura, bisogna sapere che cos'è, prima cosa, e come si comporta, seconda cosa. C'è un altro modo in cui possiamo studiare la materia oscura, e oggi questa è diventata una tecnica utilizzata a livello, come dire, quasi industriale, ed è il cosiddetto effetto di lente gravitazionale. Che cos'è l'effetto di lente gravitazionale? Supponiamo di avere una galassia distante che emette luce e supponiamo che questi raggi luminosi passino vicini a un corpo come il Sole, per esempio. Allora cosa succede? Nella logica di Einstein, la luce, pur non avendo massa, ha energia. Questa energia viene attirata gravitazionalmente. Quindi cosa succede? Quando passa vicino al Sole, il raggio luminoso si avvicina al Sole, viene attirato dal Sole e poi si allontana. Quindi ha una curvatura. Ok? Allora, noi cosa possiamo fare? Possiamo studiare questa curvatura per accorgerci che c'è della massa che la sta attirando. A volte addirittura succede che noi vediamo la stessa galassia 2 volte nel cielo, per questo effetto di lente gravitazionale, 3 volte nel cielo. Okay? La stessa galassia la vediamo 3 volte perché la luce ha girato attorno a un corpo e la vediamo in quella direzione e anche in quella direzione. Bene? Non so se ho delle immagini di questo tipo, ma ci sono delle immagini, eccole qua. Allora, questi per esempio sono degli effetti di quei cerchi che vedete, non sono aberrazioni telescopiche, va bene? Sono proprio lì nel cielo, e sono indicativi di questo, quello che si chiama effetto di lente gravitazionale forte, quando vi dà delle immagini così. Nell'ottobre del 2011 l'Agenzia Spaziale Europea decide di finanziare un satellite che si chiama Euclide, che è destinato proprio allo studio di questo effetto di lente gravitazionale. Il satellite verrà lanciato attorno al 2020, un altro enorme progetto, diciamo, su cui tutti i cosmologi come me tra un po' di tempo si butteranno a capofitto per, diciamo, fare delle predizioni e per studiare i dati che ci otterranno. Allora, perché è importante questo effetto di lente gravitazionale? Perché anche se io non vedo la luce emessa dal corpo che ha deflesso i raggi luminosi, vedo la deflessione. Quindi il corpo che ha causato questa, diciamo, distorsione del raggio luminoso ha una sua massa, lo vedo non in tanto in quanto lui mi manda luce, ma in quanto ha modificato la luce degli altri. Ok? E quindi, studiando la deflessione dei raggi luminosi, riesco a mappare la presenza della materia oscura nel cosmo. Bene, quindi adesso non soltanto sappiamo che ce n'è tanta, ma sappiamo dire sempre meglio dov'è. Ce n'è più in certe zone, meno in altre zone. Ok. Altra informazione estremamente rilevante. La cosmologia di oggi è fatta di 2 o 3 grandi classi di osservazione, essenzialmente. Posizione delle galassie, questo è un po' un vecchio tipo di cosmologia, ma si usa ancora moltissimo. Effetti di lente gravitazionale che ho appena detti, e poi la cosiddetta radiazione cosmica di fondo alle microonde, quell'immagine con cui ho iniziato all'inizio. Allora, che cos'è la radiazione cosmica di fondo? Noi sappiamo dal 1967 circa che l'universo è permeato di fotoni, di radiazione. La radiazione ha una frequenza molto bassa, quella delle microonde appunto, che c'è in tutte le direzioni. Fu scoperta per puro caso da 2 radioastronomi, Penzias e Wilson, che ottennero il premio Nobel per questa scoperta assolutamente fortuita, e si scoprì a quell'epoca che questa radiazione cosmica di fondo è distribuita in modo termico a una temperatura bassissima, 3 gradi Kelvin circa. 3 gradi Kelvin vuol dire circa meno 270 gradi della scala centigrado Celsius, per capirci. Bene? Quindi questa radiazione c'è dappertutto. Ci sono circa, se ricordo bene, 200 fotoni sono le particelle della luce, sono circa 200 fotoni per centimetro cubo di questa radiazione qua, insomma, abbastanza, tutto sommato, d'accordo? E sono in tutte le direzioni, ovunque c'è questa radiazione. Allora cosa si fa?
si studia questa radiazione nelle varie direzioni e si va a vedere la temperatura direzione per direzione e si scopre che in media a questa temperatura è circa 3 gradi Kelvin, però poi ha delle piccolissime deviazioni da direzione a direzione, che sono indicate in questa mappa con questi colori leggermente diversi. Questi colori sono indicativi della temperatura, non è il vero colore della mappa. Ci sono delle zone più calde e delle zone leggermente più fredde. Allora, che cosa rappresentano queste zone più calde e più fredde? Rappresentano, come dire, la distribuzione di densità di quella nube di cui vi ho parlato prima. Vi dicevo prima, io riesco ad arrivare a finire una specie di fotosfera, bene, e dentro non riesco ad andare. Beh, quella specie di fotosfera è una sorta di nube che però non è perfettamente uniforme, è un po' più densa in certe zone e un po' meno densa in altre zone. Quindi, guardando la temperatura e la radiazione che mi arriva, io comincio ad avere informazioni su quanto disomogenea era quella nuvola, chiamiamola così. Ebbene, anche sulla base di questo noi riusciamo a ricostruire la presenza di materia oscura nell'universo. Non vi dico perché, in che modo, perché è piuttosto complesso spiegarvelo, ma quella mappa che abbiamo mostrato prima è densissima di informazioni. Oggi la maggior parte delle informazioni fisiche si ottengono proprio guardando quelle mappe. Per esempio riusciamo a sapere quanta materia ordinaria c'è, qual è la massa dei neutrini. Abbiamo una quantità di informazioni che nascono da quelle mappe che è assolutamente impressionante. Qui devo fare un po' di pubblicità, visto che ci lavoro. Questo è il satellite Planck dell'ESA che ha avuto un enorme contributo italiano, questo va detto. Questo satellite porta a bordo 2 strumenti, uno dei quali è prettamente italiano, l'altro è franco-inglese essenzialmente. È stato lanciato un po' meno di 2 anni fa da una base nella Guyana francese, su un Ariane, se ricordate questi Ariane abbastanza famosi, diciamo che l'ha portato in orbita, poi l'ha lasciato in un punto lagrangiano, si dice, in un punto che sta fermo là e non disturba. Sta fermo là, poi gira su se stesso tante volte e girando su se stesso fa queste osservazioni di temperatura essenzialmente. Fatemi saltare questa e arriviamo